primo step nel percorso di ricerca del lavoro è la definizione del tuo obiettivo professionale. Ti permette di individuare la tua competitività nel mercato e ti sarà utile per tutti i passi successivi del tuo percorso. Le competenze che hai acquisito lungo tutto il tuo percorso professionale, unite alle motivazioni che ti spingono a scegliere un lavoro piuttosto che un altro, creano il ruolo con cui ti proponi nel mercato del lavoro. Al ruolo poi dobbiamo aggiungere il target aziendale, che definisce quelle tipologie di aziende in cui sei maggiormente competitivo, definite per dimensioni, tipologia di settore, prodotto, aspetti logistici, eccetera. Il tuo obiettivo professionale è quindi formato dal ruolo, competenze più motivazioni, e il target aziendale. Solo ora che hai creato il tuo obiettivo professionale, puoi costruire gli strumenti utili per immetterti nel mercato del lavoro. La costruzione del curriculum quindi da un lato e la definizione della strategia di ricerca dall'altro.